Quel ramo del lago di Como, soggiorno, non andiamo oltre a citare. Il paesaggio parla agli occhi da sé, in forme e colori. E se il Manzoni, descrivendone minutamente la struttura nella prima pagina del suo gran libro, volle perfino troppo fotografarlo, ecco, vi siamo tornati con lui. Lecco, come egli previde, da grosso borgo è divenuta città, ai piedi del Resegone, dai molti cocuzzoli in fila, che invero, parole sue, lo fanno somigliare ad una sega. La scelta dei luoghi si dovette probabilmente ai soggiorni in questa villa presso Lecco, appartenuta ai Manzoni fino al 1818. Quando alcuni anni dopo fu scritto il romanzo degli sposi promessi, i luoghi erano più ricordi che immediata realtà. Qui, sopra a Somasca, vediamo davvero sul poggio i ruderi del castello dell'innominato. Invincibile presso i posteri il desiderio di puntualità topografica. Il palazzotto di Don Rodrigo sorgeva isolato a somiglianza di una bicocca, e questo sul poggio dello Zucco, ingentilito in villa ma sempre con la sua torre piatta, comunque guarda una valle, che i più riconoscono come idealmente nativa di Renzo e Lucia. Lucia poteva vederlo dalla sua casa, se questa, come sostengono alcuni, si trova nel paesello di Acquate, oggi purtroppo ridotta in osteria dei Promessi Sposi. Inorridiscano i manzoniani. L'arguto Don Alessandro, se fosse con noi, si compiacerebbe per primo di questa popolarità e delle sue ingenue testimonianze. Ma forse, come casa della sua Lucia, ne preferirebbe un'altra, nel vicino Olate, il paese che in verità sembra avere più ragione di tutti quale patria degli eroi del romanzo. Ad Olate, la chiesa dove, proprio per bocca di Don Abbondio, furono sposi. La pensavate più rustica? Anche il Manzoni probabilmente, soprattutto quando nel chiarore lunare ne vide soltanto l'ombra, bruna e spiccata sul piano erboso e lucente della piazza. Intanto da una finestra della canonica Don Abbondio chiamava aiuto. I due promessi avevano voluto farsi sposare per forza. Con un tranello erano entrati proprio da questa porta, rimasta intatta, e da quest'altra porta perpetua andava nell'orto a coltivare insalata e a sotterrar gruzzoletti, ahimè, invano. Accompagniamo ancora Don Abbondio ad un certo bivio, fra due stradette, erano pressappoco così, dove, tornando a casa una sera di novembre, vide... Ci sembra di vederle anche a noi. Tanto nel romanzo scena e figure sono vive e stavamo per dire fedeli, fedelissime certo alla realtà dell'arte. Pescarenico e la chiesa del convento. Questo almeno è un luogo preciso nel romanzo e nel vero. Sulla loggia del chiostro possiamo pensare che meditasse padre Cristoforo, mentre dal mattutino all'Ave Maria la squilla del vecchio campanile era insieme l'annunzio dell'ora che fugge e dell'eternità che consola. Nel chiostro una lapide ricorda il candido Antonio Stoppani. Geografo e manzoniano, fu tra i primi, logicamente, a ricercare la verità dei luoghi del romanzo. Ma, sembrano parole sue, rimpiangiamo le storiche fattezze cancellate. Forse in questo caso si chiede troppo alla storia. Il ponte di Lecco congiunge ancora le due rive del lago, tornato fiume nella stretta. E Pescarenico è sempre un borgo di pescatori, come al tempo di Renzo e Lucia, e conserva qua e là avanzi dell'antico. Le reti asciugano al sole. Le stendeva così anche quel pescatore che una notte, pregato dal padre Cristoforo, attese con la sua barca i due promessi e Agnese fuggitivi. Una lapide presso la foce del torrente Bione, indicato dal Manzoni, ricorda il fatto. Erano 4 umili, ma esprimevano sentimenti eterni, carità, dolore, rimpianto, in atti e in pensieri che toccano l'universale. Ricordiamo. Lucia posò il braccio sulla sponda della barca, posò sul braccio la fronte come per dormire e pianse. Addio, monti sorgenti dalle acque ed elevati al cielo.
Era una limpida notte, ma le nubi si addensavano sull'orizzonte del futuro e avrebbero riservato ben altre procelle. Questo è Chiuso, il paese dove Lucia fu accolta nella casa del sarto, e qui dicono l'osteria della Malanotte stava di guardia al castello dell'Innominato. I parrocchiani di Chiuso hanno cara l'immagine del peccatore redento. Ricordi affettuosi, ipotesi, perfino piccoli contrasti e gelosie fra paese e paese, fra luogo e luogo. Il Manzoni sorride, lui che nel romanzo fu dovunque così preciso, meno che su questo ramo del lago di Como. A dirci, erano i grandi eventi degli uomini, le rivolte, la guerra, la peste. Qui un approdo sentimentale. Lasciate che abbia solo due nomi, Renzo e Lucia. A Lecco il grande vegliardo ci guarda e ammonisce con placida saggezza. Renzo e Lucia, due eroi del vivere nel mondo, l'impresa più difficile. Anch'essi giunsero in porto. Consoliamoci.